Buongiorno ragazzi, ieri il famoso terremoto di 6.2 che è accaduto a Fukushima in effetti ha fatto ballare molto anche gli ospedali e questa cosa è la cosa che hanno salvato i neonati. Purtroppo questo era un reparto di ginecologia e quindi queste infermiere invece di mettersi sotto ai tavoli oppure di scappare ragazzi, queste infermiere hanno aiutato, ciao Antonio, hanno aiutato questi bambini a non farsi male, quindi hanno coperto con il loro corpo le culle, hanno cercato di mantenere il più possibile le culle ferme. Comunque queste persone vanno apprezzate, ciao Pocatella, da tutti veramente, cioè queste infermiere giapponesi, ciao Saverio, si sono messe davanti giustamente alle culle e hanno salvato, ciao Noela, hanno salvato questi bambini, non dico da una morte certa, ma poteva capitare che succedeva qualche cosa. Benissimamente loro potevano scappare, ripararsi sotto i tavoli quando c'è stato il terremoto di 6.2 ieri, però invece da video che ho visto sulla rete giapponese e da foto che ho visto sui siti giapponesi, ho visto che si sono messi davanti alle culle, cioè proprio sopra le culle, hanno cercato di coprire tutte le culle con pezzi di legno, con il corpo, comunque alla meglio maniera ragazzi hanno cercato di difendere il reparto dei bambini appena nati in effetti. Quindi sì, sì, Rosalba, sì, in effetti era loro, si sa che le infermiere è il loro lavoro e quindi lo sanno bene che è il loro compito giustamente proteggere queste persone, come possono essere bambini e come possono essere, uomini, vecchi, persone anziane, vecchie, vecchiarelli e tutto il seguito, cioè in effetti il loro compito è di aiutare le persone, quindi indipendentemente dal fatto sta che non hanno pensato a loro stesse. Ieri l'ha fatto a Fukushima in Giappone, se ti ricordi, e io l'avevo già fatto questo video. No, ieri Alessandro, quello di 6.2 a Fukushima in Giappone, io adesso sto dicendo che queste infermiere hanno salvato delle vite umane, cioè dei neonati che perché si sono messe davanti alle culle pur sapendo che poteva andare qualcosa addosso a loro, qualche pezzo, che ne so, qualche pezzo di cornicione, un lampadario, una cosa, comunque hanno cercato di salvare i bambini, cioè i neonati in effetti, quindi bambini nati da 4, 5 giorni, 3 giorni, quindi questo è un reparto di ginecologia e si vede nei video giapponesi che queste infermiere giapponesi invece di scappare quando c'è stata questa forte oscillazione sì, ho visto già, non ti preoccupare, già ho segnalato, sì. Ho visto questa scena che davvero è una bella scena, purtroppo la foto ragazzi e il video non lo posso mettere per motivi di copyright, se no l'avrei messo, e si sono messe davanti alle culle e hanno difeso i bambini. In effetti non c'è stato nessun bambino, meno male, che si sia ferito o peggio ancora sia morto, quindi è andato tutto bene. Quindi un vero applauso a queste infermiere giapponesi che nonostante la paura, perché parliamoci chiaro, quando ci sarà un terremoto ci sta sempre la paura ragazzi, uno istintivamente uno sarebbe scappato, invece queste qua sono rimaste lì ferme, giustamente questo è il loro compito e lo hanno mantenuto come di diritto. Sì, adesso l'ho segnalato poco fa Adriana, quindi una bella notizia. Poi non dite che le belle notizie non le dico mai, perché vedete quando c'è una bella notizia io la dico, però vedete che ho sempre ragione, che la bella notizia deriva, no ancora no, deriva sempre da una brutta notizia, quindi la logica mia è giusta,
Cioè vedete, ha fatto il terremoto, queste qua si sono messe davanti e hanno salvato i bambini, quindi è una brutta, cioè da una bella notizia ne scaturisce sempre una brutta, quindi perciò dico che le belle notizie non esistono. È una bella notizia questa, sì, d'accordo, però viene da una brutta notizia. Quindi perciò io faccio sempre la battuta, ragazzi, vedete che non esistono le belle notizie, se ci sono è perché c'è stata una cosa peggio, allora poi c'è stata una cosa buona e è uscita la bella notizia, però ne deriva sempre da una brutta notizia. Quindi alla fine, ragazzi, ho ragione. Ciao Olivia, sì, grazie, buon appetito, ciao a tutti. Quindi ragazzi, un merito a queste infermiere che sono coraggiose, che hanno salvato questi neonati appena nati, chi aveva 3 giorni, chi 4 giorni, invece penso che anche loro hanno famiglie purtroppo come tutti, quindi davvero va un grande, diciamo, merito a queste persone che hanno il vero senso civico del lavoro e lo hanno fatto in maniera egregiamente, diciamo, molto molto al di sopra di chiunque essere umano. Quindi un applauso ci vuole per queste donne, perché ci vuole coraggio, perché penso che queste donne hanno una famiglia, dei bambini anche loro, però nonostante ciò hanno difeso il loro lavoro e i bambini che loro devono proteggere, perché stanno nel reparto di ginecologia, cosa che hanno fatto al 1000 per 1000, non al 100% perché sarebbe poco. Quindi ragazzi, una bella notizia, vedete, ogni tanto la bella notizia pure ci capita, e a me quando capita io la metto, perché ne metto, purtroppo ne metto il 99% le metto brutte, quindi ogni tanto una fatemela dire bene. E questa è una di quelle poche che è andata bene, ragazzi, bella notizia, mi fa piacere di queste infermiere, ottime lavoratrici, quindi in Giappone possono tranquillamente dire che hanno delle serie professioniste. Bravo, adesso almeno una volta ci vuole una bella notizia e l'abbiamo avuta. Vedete che quando ci sta io la metto, non è che io vado a cercare solo quelle brutte. Purtroppo sono poche le belle notizie e quindi questo è il problema, ragazzi, sono più quelle brutte che quelle belle. Quindi ragazzi vi auguro buon appetito a tutti, sono le 2, è quasi ora. Oggi insalata di pomodoro con cotoletta, cotoletta di pollo, e ci manteniamo leggeri sempre, perché in estate, ragazzi, la pasta, anche se sono del sud, però non scende giù, che devo dire, la pasta solo la domenica in effetti la facciamo qua no, a sud, voglio dire, mentre in inverno, ragazzi, la pasta la mangiamo tutti i giorni, però quando fa caldo più un secondo con un po' di verdura, che ne so, una mozzarella, con un po' di insalata di pomodoro, cetrioli, queste cose qua. No, avvocati alla polenta no, io stu cavolo, capito? No. Io avvocato è il sistema criminale, sempre, sempre. Tu capisci mangiare la polenta mo? Mamma, fai polenta, salsiccia e fagioli, proprio mamma mia. Vai all'ospedale, vai. Cioè, è pazzesco, no, non si può fare, avvocato è. Anche con tutta la buona volontà, non si. Tu capite che significa? Che proprio mangi e sudi proprio. No, no. Vabbè, Adri, non ti preoccupare, dopo la becco. Ma sì, Franci è bravo, mozzarella e pommarolo, Altro che la polenta che dice avvocatelli, Fai una bella muzza, una zizzona di battipaglia con pomodoro, quello là rotondo, bello. Metti olio extravergine d'oliva, sale, qualche cipollina piccolina, una bella mozzarella piena di latte di bufala. E pochi pane, voglio, perché il pane poi ci vuole vicino al pomodoro. Quindi qua polenta, avvocate, Quindi ragazzi, mi è venuta fame, se permettete, come sempre dico, oggi a mangiare, buon appetito a tutti e ci sentiamo più tardi. Ciao ragazzi.